Benvenuti dietro le quinte, in questa puntata Luciana Negroponte con Le Regine del Soul, 7 spose per 7 fratelli in scena al Teatro Team. Luciana Negroponte in concerto con Le Regine del Soul, viaggio musicale tra i brani più belli e più ricercati della soul music, nel ricordo della mitica Aretha Franklin e delle sue migliori interpreti. Una chiacchierata con Luciana Negroponte che è reduce dal successo delle Regine del Soul, giusto? Di che si tratta e qual è il segreto per interpretare e rinnovare la musica jazz? Il segreto è soprattutto viverle intensamente queste canzoni. Poco fa dicevo durante il concerto che cantare la musica gospel, la musica soul, non è cantare uno stile, è raccontare una storia, quindi sentirsi anima, essere anima, in tutti i generi, in tutte le canzoni, non dimenticarsi di chi si è, quindi della verità del proprio cuore, della capacità di amarsi, di riconoscersi, cosa che queste grandi cantanti, queste grandi interpreti ci hanno insegnato, anche cantando meravigliosamente nei momenti più difficili delle loro vite. C'è un brano che racconta la tua storia oppure al quale sei particolarmente legata per un motivo particolare? Ma credo che in assoluto nella gospel music mi sento completamente travolta The Lord Prayer, dal Padre Nostro cantato da Mahalia Jackson. Forse perché ho molta fede, credo tantissimo in Dio e credo nella meraviglia, nella bellezza che ha creato e che ha dato a ciascuno di noi. Quindi in questo potere immenso che nel mio caso è veicolato dal canto e poi nel caso di ciascuno di noi si veicola in una forma d'arte, in una passione, nella lettura, nel silenzio, ma in qualcosa che genera frutto. Parliamo un po' di cinema, se dovessi commentare la tua musica facendo musica per film, che tipo di film sarebbe? Comedy, romantico, thriller? Rock, te lo dico anche perché io sono in scena il 3 febbraio con il musical A Star is Born, o meglio è nata una star, quindi adattamento ispirato liberamente al film A Star is Born e sarò Lady Gaga praticamente, quindi anzi ti voglio assolutamente a teatro e lì canto, ballo e recito, quindi assolutamente sì, blues e rock, assolutamente. Io sono, a dire la verità, sono anche un po' punk nell'anima, chi mi conosce lo sa, soprattutto blues e rock, quindi tanta anima e tanta energia. Ho questa energia infinita dentro che riesco a far fluire quotidianamente senza stress, che io chiamo gioia. Quali sono le 3 qualità per fare oggi musica e soprattutto non ripetersi, rinnovare anche la musica? Quali sono? La disciplina, numero 1, quindi avere un talento sì sicuramente, ma il talento da solo non basta, serve una grandissima disciplina, studio, affidarsi ad un bravo insegnante che sia un buon esempio, cioè che sia lui l'esempio del bel lavoro, della qualità e fare intensamente. E c'è un sogno nel cassetto? Tu Luciana, un sogno artistico, nel cassetto ce l'hai e che cos'è? Beh sì, il mio sogno è riuscire ad arrivare con la mia voce a tutte le persone che hanno bisogno di qualcosa in più che di una semplice canzone, riuscire col grido del cuore, col grido dell'anima ad aprire delle porte. Me lo auguro sempre, per me il senso del mio canto è questo, lasciare qualcosa. Poi se la lasciamo nella chiesa vicino casa o sul palco di Sanremo, probabilmente la differenza nella realtà dell'anima non c'è. Parliamo un po' dell'estero, secondo te all'estero ci sono più possibilità per la musica in genere oppure no? Tu ti trasferiresti? L'Italia è bellissima, non rinuncerei alla bellezza della nostra Italia, però mi piacerebbe cantare all'estero perché sono convinta che tutto il pubblico ha bisogno di scoprire il modo in cui i cantanti italiani possono interpretare la musica anche internazionale. Non siamo assolutamente da meno ai grandi nomi come Jennifer Hudson, Beyoncé, che sono le mie icone, dico la verità. Quindi sì, secondo me il suono italiano è davvero speciale e come nell'opera va portato anche nella musica jazz, soul, R&B, gospel, leggera all'estero. Ti selezionano per il Festival di Sanremo, che cosa canti e soprattutto con chi duetti? Canto una canzone italiana che parla sicuramente d'amore, di verità, di passione, direi. Mi piace moltissimo interpretare brani di grande passionalità e duettare con... sono tutte morte, quelle con cui duetterei. Whitney Houston, Aretha Franklin, Beyoncé, dai, Beyoncé sicuramente, perché è una donna di grande coraggio, è una donna... Lady Gaga, Sì, sono 2 artiste che amo molto.
Stranamente, perché io faccio tutt'altro genere, però secondo me loro sono di grande ispirazione. Io le guardo, dico queste ballano, cantano, suonano sul palco e siccome mi piace farlo e il 3 lo vedrai, il 3 febbraio, io suono, canto e ballo, allora sì, sicuramente con tutte e due. Parliamo di questo musical in breve, in scena, che cosa ha in comune con questo personaggio? Il fatto che lei non ci ha mai creduto. Io non ci ho creduto mai, ho sempre avuto una paura terribile, paura di me, paura della possibilità di essere un artista, paura di non essere all'altezza, proprio come lei dice dall'inizio. Lei dice no, io mi vergogno a cantare la mia musica perché tutti quelli che mi guardano, i produttori dicono bella voce, belle canzoni, ma il tuo aspetto non tanto. Mi piace invece poter testimoniare che i miracoli più grandi li possiamo fare su noi stessi e quindi che tutti devono credere nel proprio potenziale. La scena più bella che vedremo a teatro in questo musical qual è? Quella che ti piace di più, quella che consigli? Beh, la scena finale, quando lei arriva e dice riuscirò a cantare questo brano I'll Never Love Again solo grazie a voi, un brano che mio marito ha scritto per me. In questo brano, in quel punto io penso come attrice, ripenso a mio padre che non c'è più da molto tempo e cerco di entrare in quello che ha potuto provare per esempio mia madre tutte le volte che una canzone le ha ricordato lui ed è una grande emozione anche parlarne. Un consiglio ai giovani che vogliono fare musica oggi, che cosa devono fare? Studiare, perseverare, studiare la musica, studiare lo strumento intensamente, non arrendersi, scrivere cose nuove, non sentire il giudizio di nessuno e il pregiudizio di nessuno, osare assolutamente e farsi sentire, tenendo i piedi per terra, ma mostrandosi per quello che si è davvero. Grazie mille per essere stata con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto di cuore, ricordate chi siete e non spegnete mai la scintilla che è dentro di voi, comunicate tutta la bellezza che avete nell'anima e nel cuore. Grazie di cuore a te. Immensamente. 7 spose per 7 fratelli, una produzione FDF Entertainment, Roma City Musical e Art Village, con Diana Del Buffalo e Baz. Regia e coreografia Luciano Cannito, in scena al Teatro Team. Oregon 1850, in una fattoria tra le montagne vivono 7 fratelli. Adamo, il fratello maggiore, cerca una moglie che si occupi della propria casa. Sulla scena di 7 spose per 7 fratelli, musical famosissimo, ma qui c'è anche una riedizione che ha rispettato la cinematografia, la regia cinematografica, è vero? Ne parliamo con i protagonisti. Sì, salve, sì, assolutamente Luciano Cannito, il regista, ha fatto un bellissimo lavoro perché non ha snaturato sicuramente la storia, l'ha resa un po' più femminista, a detta sua, perché insomma, non so, è sempre un po' maschilista in effetti, però l'ha resa leggermente più femminista, io ne sono molto contenta perché ecco, il caro Buzz è giustamente mazziato da me, sì. Sentiamo un po' le caratteristiche del tuo personaggio, oppure che cosa c'è di te in questo ruolo? C'è qualcosa di... Sicuramente la bellezza, proprio quella è la prima cosa. Beh, il fatto che il protagonista è un buzzurro di montagna e io sono un buzzurro di Sardegna, quindi questo diciamo che sì, sono le due cose che ci accomunano. Com'è stato lavorare con Baz sulla scena? Che tipo di partner è? Fare, no? Allora, ok, allora lui mi ha detto che devo guardare, no, in telecamera o te? No, che devo guardare Sognante. È stato stupendo, è sempre più bello e sono sempre così fortunata a lavorare con un artista come lui. Devo dire, no, io lo conoscevo perché ho visto anche tante altre cose con Marco, sono andata a vederlo a teatro con Alice nel Paese delle Meraviglie, insomma lo stimavo molto, lo stimo, scusa, ti stimo molto, quindi sì, è stato molto bello e ci divertiamo, ridiamo molto. Adamo conosce Milly e tra loro scocca il colpo di fulmine, si sposano e partono per la fattoria. Arrivati a casa, Milly ha la sgradita sorpresa, dovrà prendersi cura non solo del marito ma anche dei suoi 6 grezzi fratelli. Mette in riga i 6 ragazzi e progetta di unire 6 cognati con le sue amiche del paese. Dietro le quinte durante il work in progress di questo spettacolo, raccontateci. Ma allora non si può raccontare tutto quello che succede dietro le quinte, perché in realtà sono le cose... L'ultima cosa che è successa simpatica. Abbiamo mangiato, questo sì. C'è stato il rinfresco poco fa, vabbè uno viene a Bari giustamente che fa? È pugliese, quindi ci ha portato di tutto e quindi siamo un po', adesso non cantiamo bene dici? Beh, ci auguriamo proprio di sì. Parliamo invece della scena più bella che preferite, di questo musical qual è? Quando ci sposiamo? No. Qual è? Ce ne sono tantissime, però adesso selezioneranno una. Qual è? Quando ci baciamo.
No, com'è romantico, sì è vero, bacia molto bene, devo dire, è un grande baciatore Marco. Consigliamo qualcosa ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera, che cosa bisogna fare per fare musical oggi? Quali sono le 3 qualità fondamentali? No, oddio, non lo so, sicuramente il talento, ci deve essere del talento. Io ho incontrato anche tante ragazze che sono uscite dall'accademia ma che poi insomma in fondo non erano nemmeno in grado, con tutto il rispetto, però è vero, mia madre è insegnante di canto e certe volte dice ai suoi allievi: guarda, non riesci, perché se vuoi venire a fare canto con me per divertimento, ok, ma non hai la dote, e quindi sicuramente avere una dote noi ce l'abbiamo, vero Marco? Sì! Secondo te? Fa piacere che dai Consigliamo ai della speranza alle persone, no, se non sei portato non lo fare. No, invece non arrendersi, perché per riuscire ad arrivare magari ad avere un ruolo purtroppo si prendono le porte in faccia, ma sono quelle che poi ti fanno crescere. Posso aggiungere una cosa? Non è nemmeno vero studiare, cioè ci sono talenti che sono proprio innati, quindi non avete questa cosa, questa smania di andare in accademia o di snaturarvi con un maestro, però è vero, se avete una dote naturale, ma non sempre. Il nuovo allestimento con la regia e le coreografie di Luciano Cannito si ispira a caratteri e ambientazioni del western firmati da Quentin Tarantino, taglio cinematografico per questa nuova edizione che utilizza titoli stile western proiettati sul sipario, uno spettacolo con coreografie piene di brio e dal forte impatto visivo. È un musical che proviene da un prodotto cinematografico. Se doveste fare un film insieme, che cosa fareste? Che tipo di film? Thriller, comedy? Azione. Che cosa? Azione. Supereroi. Supereroi? Sì. C'è un personaggio con cui vi piacerebbe lavorare? Un regista oppure un attore? Qualcosa che vi manca? Un sogno? Con Leonardo DiCaprio. Perché? Perché lo amo, è troppo bravo e perché gli piacciono gli animali e sa tutte le specie di uccelli, e a me piacciono gli uccelli. Il prossimo progetto quale sarà? Non lo so, perché siamo abbastanza presi da questo. Io poi, fra l'altro, mi divido come Batman fra la notte e la mattina, faccio la radio all'alba e lo spettacolo la sera, quindi per adesso mi sto concentrando su quello e poi vediamo. Un sogno nel cassetto? Ce l'avete oppure no? Un sogno? Che bello, un sogno nel cassetto, certo. Voglio andare nello spazio. Parliamo di un sogno artistico, che cosa fareste? Vorrei tornare a fare un mio spettacolo tutto da solo, dopo questo. Quindi un monologo. Grazie mille per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao, Dietro le Quinte, vi mando un bacio enorme e scusate, stanno microfonando, e ci vediamo a teatro, sempre. Ciao! Questo riguardava ieri, oggi so chi sposerò. Quando l'ho incontrato ha guardato dritto negli occhi miei, gioco via, è il giorno più bello che c'è. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.